Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Rete Veneta con Focus TG. Innanzitutto un augurio a tutti i papà in questo 19 di marzo. C'è molta cronaca di cui vi parleremo in questa edizione, oltre alla politica e all'economia, come sempre molta cronaca perché fra poco vi racconteremo con Valentina Visentin della quarta udienza del processo a Padova per il femminicidio di Nicoletta Rotaru, lo ricorderete, ad Abano, uccisa dal marito Eric Zorzi, che poi inscenò il suicidio della donna, un caso riaperto dopo mesi grazie anche alle legali che portarono l'attenzione quegli audio terribili della donna che aveva registrato la notte dell'omicidio proprio i rumori e le voci dell'omicidio, della sua stessa morte. Ebbene, quegli audio sono protagonisti della udienza di questa mattina in tribunale. Ce lo racconterà fra poco Valentina Visentin. C'è un altro omicidio, quello di Frescada nel Trevigiano, e oggi l'interrogatorio di garanzia nell'udienza di convalida per la 56enne che ha ucciso l'uomo che la ospitava, Mauro Pereni, a Frescada di Preganziola. E quindi capiremo se poi la donna ha parlato o si è avvalsa della facoltà di non rispondere nelle ore precedenti, successive anzi al suo arresto. Aveva detto mi sono difesa, l'uomo voleva aggredirmi e voleva cacciarmi di casa. Poi vi racconteremo anche di un devastante incendio a Rosà nella notte, super lavoro dei Vigili del Fuoco, un capannone agricolo devastato dalle fiamme. È stato identificati, anzi sono stati identificati i 3 giovanissimi di 16 anni che hanno aggredito a Treviso la stazione degli autobus l'addetto alle pulizie nel servizio che rivedremo poi. L'uomo ai nostri microfoni raccontava in lacrime quello che era accaduto. Insomma, lo vedremo fra pochissimo tutto questo, però partiamo dai funerali che sono stati fissati delle 2 vittime di Forcella Giau, la tragedia della valanga che ha travolto la comitiva di sci alpinisti in una giornata nella quale, lo abbiamo raccontato in questi giorni, era stato richiesto, insomma, c'era l'allarme proprio valanghe. Ebbene, venerdì i funerali di Abel Anchiunda, il 38enne di origine ecuadoregna di Vittorio Veneto. I funerali li faranno a Conegliano venerdì pomeriggio. Sabato invece i funerali di Elisa Denardi. E a proposito di Elisa Denardi, è tornato a casa Andrea, il fratello 51enne sopravvissuto alla valanga, costata invece la vita alla sorella e all'amico. Per lui è stato un trauma vedere la sorella sotto la neve e non poter far nulla per salvarla, ha raccontato la zia. Il loro era un legame davvero speciale. Allora ripartiamo da qui con Christian Arboit. Andrea sta bene fisicamente perché non ha avuto grossi traumi, però ha un trauma grosso, ecco. Potete immaginare, no? Vedere sua sorella sotto la neve e non poterla fare niente non può essere una cosa semplice. Cioè non era un amico, non era un compagno, era una sorella. È tornato a casa Andrea Denardi, il 51enne sopravvissuto alla tragedia di Forcella Giau sopra Cortina, costata la vita alla sorella Elisa, 40 anni, che ha tentato disperatamente di salvare, e all'amico Abel Ayala Cundia, 38. Sono passate circa 48 ore da quella maledetta valanga che li ha travolti. Nell'abitazione di Via dei Pascoli a Conegliano, dove Andrea vive con la madre, c'è solo e soltanto dolore, poche le parole. Il 51enne, dopo aver parlato con gli inquirenti, si è chiuso nel suo silenzio. Solo una zia ricorda quel legame speciale tra lui ed Elisa, 11 anni di differenza. Erano attaccatissimi perché tutte le domeniche quasi, cioè quando potevano andavano assieme. Potete immaginare, perché era un rapporto, non so se voi sapete, ma la montagna ti porta anche un rapporto, fratello e sorella, che hanno questa bella passione. Era un rapporto eccezionale, con 2 caratteri diversi ma attaccati, cioè, ecco, anche per quello che erano eccezionali, perché avevano 2 caratteri diversi. Non era la prima volta che andavano via assieme, erano anni che andavano via assieme. L'ultimo saluto a Elisa è previsto sabato alle 10 nel Duomo di Conegliano, con i familiari che ringraziano il soccorso alpino. Venerdì pomeriggio l'addio ad Abel nella sala del commiato del crematorio, sempre di Conegliano. Intanto gli uomini della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Belluno, stanno ricostruendo i minuti che hanno portato alla tragedia.
si deve capire se il distacco sia avvenuto per opera dell'uomo, non si può escludere il coinvolgimento di altri sci alpinisti, al momento però non ci sarebbero indagati. Resta il dibattito anche tra gli operatori del soccorso sull'opportunità di interdire le aree maggiormente a rischio valanghe. Sul tema interviene anche il presidente della Regione del Veneto. Hanno ragione, perché poi loro sono gli esperti, dall'altro noi non possiamo immaginare che lo sci alpinismo scompaia, però dall'altro bisogna anche dire che ci sono delle condizioni nelle quali, ed esco dai casi specifici di questi incidenti recenti, condizioni nelle quali in montagna a fare fuori pista, a fare sci alpinismo non ci puoi andare, perché i bollettini ti dicono che il rischio è alto. E lo dicevamo, sono giorni difficili in montagna, c'è stata una tragedia sfiorata ieri a causa dell'ennesima valanga in Dolomiti, nel pomeriggio poco prima delle 17 nella zona del Passo Pordoi, che è la massa di neve che ha travolto uno sciatore vicentino che faceva parte di un gruppetto che era risalito con le pelli sul versante adiacente alla pista Belvedere. L'uomo originario appunto del Vicentino era il penultimo a scendere. Sotto i suoi sci è avvenuto il distacco che lo ha trascinato per alcune centinaia di metri. Presenti, tra i quali l'assistenza pista della polizia, lo hanno individuato vedendo un braccio che spuntava dalla superficie, lo hanno liberato dal mezzo metro di neve che lo aveva sepolto. Lo sciatore non ha riportato fortunatamente conseguenze gravi, preso in carico dal personale del SUE, ma è stato trasferito all'ospedale di Pieve di Cadore con l'elicottero, ma ha rifiutato il ricovero. E anche ieri il bollettino Nivo Meteo di Arabba indicava pericolo marcato di valanghe, livello 3 su scala 5, con distacchi fino al limite del bosco di lastroni di neve resi instabili dal vento. Insomma, anche ieri c'era l'allerta, eppure ancora qualcuno si è avventurato nella neve e fortunatamente non stiamo qui a raccontare di una tragedia. Torniamo alla cronaca, abbiamo parlato di 2 omicidi, quello di Nicoletta Rotaru e quello di Frescade. Fra poco avremo tutti gli aggiornamenti, ma c'è un altro omicidio di queste settimane, quello di Limena. Ebbene, Alessio Battaglia, il 40enne triestino, in carcere per l'omicidio volontario dell'anziano che lo ospitava, ha detto al giudice per le indagini preliminari di aver vegliato per ore il corpo senza vita della vittima, Franco Bergamin. Non sarebbe morto subito, ma dopo molte ore Franco Bernardo Bergamin, l'anziano ucciso nel suo appartamento in questa palazzina di via Papa Giovanni XXIII a Limena. Questa è la ricostruzione fatta davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia lo scorso 8 marzo da Alessio Battaglia, il 40enne triestino in carcere per il delitto. Secondo quanto ammesso da Battaglia, la morte dell'80enne sarebbe arrivata al culmine di una lite. Lui avrebbe sferrato all'anziano un pugno e un paio di schiaffi, buttandolo a terra nella giornata del 22 febbraio. Un racconto che non convince la procura e i carabinieri che stanno indagando. L'autopsia ha riscontrato che la morte di Franco Bernardo Bergamin è avvenuta in modo rapido per la frattura dell'osso del collo, diversamente da quanto raccontato da Battaglia. Un'indagine tutt'altro che conclusa. Si attendono infatti riscontri dei conti correnti dei due, perché il motivo potrebbe essere economico. Battaglia potrebbe aver nascosto per giorni il corpo di Franco Bergamin, trovato chiuso in un armadio in 2 sacchi di plastica, per utilizzare la pensione, così come economici potrebbero essere i motivi delle continue liti tra i due negli ultimi mesi, con Bergamin che chiedeva a Battaglia, che viveva con lui da più di un anno, di contribuire alle spese di casa. E poi c'è un giallo che riguarda la provincia di Verona. Siamo in zona Montericco a Verona. Il giallo dei 2 anziani, la coppia trovata mummificata. Ci vorrà del tempo per stabilire le cause del decesso di Maria Teresa Nizzola, 76 anni, e del marito Marco Steffenoni, di un anno più giovane, trovati senza vita in stato di mummificazione sabato sera nella loro casa in strada dei Monti a Montericco. In attesa di risposte, ieri il sostituto procuratore ha conferito l'incarico al medico legale e oggi all'Istituto di Borgo Roma sarà eseguito l'accertamento autoptico. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche se la causa più plausibile del decesso potrebbe essere una intossicazione, forse da monossido di carbonio, provocata dal cattivo funzionamento del camino. L'avvelenamento, che avviene in via graduale, provoca debolezza e nausea, è stato confusionale e spiegherebbe i diversi luoghi di ritrovamento dei corpi. Lei al piano terra, lui in camera al primo piano, sdraiato vicino a una finestra. Ipotesi che sarebbe confermata solo dopo l'esclusione della presenza di eventuali traumi sui corpi della coppia, ma appunto sarà l'autopsia a dirlo.
potrebbe invece diventare più complessa la posizione dei 3 giovani che quel pomeriggio sono entrati nella dimora di pregio, inserita in un parco immenso e non visibile dalla strada. I 3 sono maggiorenni da poco e una coppia di fidanzati di qualche anno più vecchia che si erano introdotti nell'abitazione forzando una delle finestre utilizzando arnesi da scasso e hanno fatto questa terribile scoperta perché erano morti da almeno 2 mesi i 2 anziani. Quindi bisogna capire anche esattamente la posizione delle persone, dei giovani che hanno scoperto i corpi mummificati. E come detto oggi l'autopsia sul corpo dei coniugi trovati mummificati. Sarà invece domani l'autopsia sul corpo della vittima dell'omicidio di Frescada, di Preganziol. In queste immagini di Daniela Sizia vediamo l'arrivo con il furgone, il cosiddetto cellulare della polizia penitenziaria, l'arrivo della assassina Barbara Mazzariola, 56enne, che ha colpito a morte con un fendente Mauro Pereni, perché questa mattina è in corso in tribunale l'udienza di convalida, quindi anche l'interrogatorio di garanzia per la 56enne che ha ucciso con una coltellata al cuore, con un fendente al cuore, l'uomo che la ospitava. Allora torniamo con Daniela Sizia a capire esattamente intanto cosa ha detto al suo avvocato Barbara Mazzarioli, è un po' ancora un disegno della dinamica della tragedia. Ho trovato Barbara Mazzarioli molto provata e confusa, così l'avvocato Guolo che difende la donna accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi, reato per il quale rischia l'ergastolo. La donna dopo l'arresto è stata portata nel carcere femminile della Giudecca. Le sue prime parole agli investigatori: sono stata costretta per difendermi, ho avuto paura. Gli accertamenti riguarderanno anche questo aspetto, se tra lei e la vittima, Mauro Pereni, 66 anni, prima dell'accoltellamento ci sia stata una colluttazione, anche se la donna non sembra aver avuto segni evidenti di aggressione o violenza. Non aveva segni di violenza, fatta eccezione per un taglio alla mano che verosimilmente potrebbe essersi procurata nel corso dell'accoltellamento, e non erano noti comunque precedenti di codice rosso tra i due. Intanto giovedì l'anatomopatologo Antonello Cirnelli dovrà effettuare l'autopsia sul corpo della vittima colpita mortalmente da un fendente al costato. Ad uccidere l'uomo probabilmente una forte emorragia. Si attendono anche gli esiti degli accertamenti sul coltello e sui vestiti sia della donna che del 66enne. Una discussione, quella tra i due, scoppiata già nella mattinata. Il motivo sarebbe stata la casa dove la 56enne da qualche mese abitava, ospitata dall'uomo. Lei era stata sfrattata per morosità dall'alloggio popolare di Via Italia nel quartiere di San Paolo a Treviso. Una lite scoppiata in serata, degenerata e finita nel sangue. La convivenza tra Pereni e Mazzarioli era diventata difficile. Lui, gravemente malato, voleva riavere i suoi spazi. Lei probabilmente non sapeva dove andare. L'uso di alcol per entrambi ha contribuito a rendere il clima ancor più caldo e infuocato. Un delitto d'impeto che potrebbe costare caro a Barbara Mazzarioli se rimane l'aggravante dei futili motivi. Dopo l'accoltellamento, lei è uscita di casa, si è seduta ed ha atteso i carabinieri fumando una sigaretta. Un omicidio efferato che si è consumato in un contesto di grande disagio. Un contesto di grande disagio, racconta Daniela Sizia in questo servizio, e gli attivisti del centro sociale Django, che si occupa spesso di sfratti, c'era anche lo sfratto all'interno di questa vicenda. Per il centro sociale Django il delitto ripropone con drammatica attualità il tema della emergenza abitativa e quindi anche delle tensioni sociali che emergono da questa situazione. Spesso e volentieri sono privati cittadini che accolgono e aprono le proprie porte a chi una casa non ce l'ha più, e anche questa non è una cosa che è più sostenibile. Ormai in troppi si ritrovano a sostituirsi a quelle che dovrebbero essere le responsabilità delle istituzioni e delle amministrazioni. C'è il tema casa dietro al delitto di Preganziol, e gli attivisti del centro sociale Django lo sottolineano. Barbara Mazzarioli, sfrattata dall'alloggio Ater che occupava in Viale Italia a San Paolo, aveva dovuto cercarsi un'altra sistemazione ed era riuscita a trovarla in casa di Mauro Ciba Pereni. 2 vite complicate e una routine diventata via via sempre più opprimente, finché lui le ha chiesto di andarsene e lei alternative probabilmente non ne aveva. Entrambi erano noti ai ragazzi
ragazzi del Django e alla sinistra trevigiana più vicina al centro sociale. Conosciamo Barbara e conoscevamo Ciba. Barbara era stata sfrattata e in questa città, a Treviso, perché è stata sfrattata a Treviso, non esistono delle politiche abitative che possano garantire a chi si trova in quella situazione un progetto sociale di reinserimento. La precarietà abitativa e lavorativa sicuramente portano le persone a una condizione di marginalità che spesso e volentieri sfocia in condizioni di disagio, e questa volta purtroppo ha avuto un epilogo tragico. Righetto torna dunque a incalzare l'amministrazione di Cassugana e gli enti collegati al tema abitativo, dall'Ater alla Regione. Mettiamo al centro i bisogni delle persone e riconosciamo anche quelle che sono le responsabilità generali rispetto alla condizione che tante persone vivono nella nostra città e nel nostro territorio. Il sindaco Mario Conte non nasconde che il tema entri nel delitto di Frescada, che coinvolge una cittadina trevigiana, anche se fa dei distinguo. Credo che in questo caso specifico il tema della casa sia una delle criticità, dopodiché ci sono altri aspetti che devono essere affrontati da un punto di vista sociale che riguardano i singoli protagonisti della vicenda, e quindi è una situazione complicata che ha avuto dei risvolti ovviamente tragici. Noi attenzioniamo tutte quelle situazioni che ci vengono segnalate. È un periodo delicato da un punto di vista sociale, serve uno sforzo da parte di tutti. È altrettanto vero che le amministrazioni comunali hanno delle forze a disposizione che sono abbastanza limitate, nonostante il grande impegno che ci stiamo mettendo. Allora, dal delitto di Frescada, lo dicevamo in apertura, al femminicidio di Nicoletta Rotauru, andiamo subito da Valentina Visentin, che sta seguendo la quarta udienza di questo processo, e oggi, lo dicevamo Valentina in apertura, sono gli audio, i grandi protagonisti, gli audio di quella notte, i grandi protagonisti della giornata di oggi. Buongiorno Valentina. Sì, proprio così, buongiorno Nicola, e tra poco verrà fatto sentire quello che è l'audio, la prova centrale che ha fatto passare quello che in un primo momento sembrava un suicidio in un omicidio, ovvero Nicoletta Rotauru, lo ricorderete, la quarantenne, la 39enne di Abano, trovata morta in casa il 2 agosto, sembrava un suicidio, invece ad ucciderla è ad ora in prigione ed è a processo l'ex marito Eric Zorzi, da cui la donna si stava separando. Questa mattina alla quarta udienza ci sono alcuni testimoni, sono stati sentiti in particolare 2 carabinieri che avevano effettuato in passato interventi in casa di Eric Zorzi e di Nicoletta Rotauru per le liti nella coppia, e poi anche i trascrittori di tutti gli audio, ma soprattutto centrale è la testimonianza che è in corso del consulente incaricato dalla procura di analizzare gli audio, una mole impressionante. Pensate che il telefono di Nicoletta Rotauru ha registrato 46 gigabyte di audio per una mole di 1000 ore di registrazione. In media ogni audio di ogni lite, perché di liti si tratta il contenuto di questi audio, duravano dalle 3 alle 4 ore, fino all'ultimo audio, quello della notte della morte di Nicoletta, audio iniziato, attivato dalla donna intorno all'1:28 e proseguito finché il cellulare non si è scaricato il 4 di agosto, 2 giorni dopo la morte, quando era stato sequestrato dai carabinieri. Impressionante, appunto, dicevamo, tutti gli audio analizzati dal consulente della procura. Ce n'erano alcuni più rilevanti che la donna anche aveva denominato con delle indicazioni a riguardo dei contenuti. Per esempio in un audio aveva scritto "fa esplodere la casa", questo perché secondo la donna erano gli audio dei contenuti più rilevanti delle lunghe liti che aveva con il marito. In particolare quella notte la lite era scattata dopo che Nicoletta si era vista con l'attuale compagno, era rientrata e aveva scoperto che Eric Zorzi aveva ascoltato tutto quello che i due si erano detti durante l'appuntamento mentre erano in auto, e da qui è scattata la lite che poi ha portato alla morte della donna. Ma è stato anche ascoltato un audio di un intervento dei carabinieri avvenuto il 4 di ottobre del 2022 su un intervento chiamato dalla mamma di Eric Zorzi, in cui la donna definisce il figlio un demonio durante una lite per alcune questioni familiari, e questo è stato un audio che il pubblico ministero ha voluto portare come prova del carattere violento di Eric Zorzi, che è imputato appunto per l'omicidio e poi di averne simulato il
di averne poi simulato il suicidio della moglie Nicoletta Rotaru. Fra pochi minuti l'udienza riprenderà e saranno appunto cruciali ascoltare questo audio, l'audio di quella notte, la notte del delitto. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. E adesso invece vediamo con Vanessa Banzatto il devastante incendio che a Rosà ha distrutto un capannone agricolo, una notte di paura e super lavoro dei vigili del fuoco. Vanessa Banzatto. Tanta paura questa notte, attorno alle 2:30 in via Fabio Filzi a Rosà è divampato un pauroso incendio che ha completamente distrutto tutto quello che era custodito in quel magazzino. C'era il mangime per le bestie, c'era il foraggio per gli animali dell'azienda agricola gestita da Renzo Amadio. Con me la moglie del titolare, Tamara Sirbu. Signora, sono stati davvero momenti di grande paura e tensione. Certo, quando vedi queste cose non è piacevole e dopo un spavento di notte che ti svegli con tanta paura, angoscia per andare fuori per vedere cosa succede, perché scoppiava le rotte del carro miscelatore, allora un rumore tremendo e dopo questa fiamma che arrivava fino che non si vedeva, e fumo e bestie che urlavano un pochino, e per fortuna che non sono danni né bestie né persone, niente, solo che il capannone ha preso fuoco, tutte le mangime che erano preparate per gli animali di dare per una settimana, 2 settimane, anche di più, non so, che gestisce mio marito tutto quanto, e è andato fuoco anche il carro miscelatore che serviva tanto per fare mangiare. Adesso siamo rimasti senza mezzo di lavoro, mezzo trasporto di lavoro e niente, speriamo che ci riprenderemo, non so come, ma speriamo bene. Per voi è un danno importante a livello proprio economico? Tanto. Lui ha lavorato in questa azienda di piccolo, di 14 anni, già lavorava qua per mettere in piedi questa azienda, è grandina l'azienda, e dopo infine succede in un attimo, in due ore, anche in mezza oretta, e prende fuoco tutto. I pompieri sono arrivati praticamente subito? Sì, sono arrivati prima i vigili del fuoco, vigili carabinieri sono arrivati qua, dopo sono arrivati fra 20 minuti quasi vigili del fuoco, e sono arrivati presto. Prima ho cominciato a spegnere l'incendio, però è tanto da fare, anche perché anche adesso lavoro, non è spento tutto. I vigili del fuoco sono intervenuti in maniera massiccia, più di una dozzina di uomini sul posto per spegnere le fiamme altissime. Abbiamo sentito anche dalla signora Sirbu che si sono alzate sino al cielo. Fortunatamente nessuna bestia è rimasta ferita, nessuna persona è rimasta ferita. Signora, si è capito da cosa è scaturito tutto? Non sappiamo, non posso dire, non so di cosa, perché Caro c'era fermo, ha lavorato operaio alle 6:30, lui ha chiuso tutto, era tutto a posto, e dopo alle 2 sono arrivati operai che fanno mulgitura e era tutto a posto, non c'era niente. Dopo, quando sono corso alle 2:30, così alle 3 meno 10 minuti mi hanno telefonato che c'è fuoco qua, e noi subito abbiamo cominciato a telefonare, a chiamare aiuto e basta. Danni solo a cose materiali, fortunatamente. Certo è che il dispiacere è tanto. Certo, c'è un dispiacere e una paura, e dopo un'angoscia perché hai lavorato tutta la vita e infine si finisce così, piacevole. Così dunque, Vanessa Banzatto ci ha raccontato di quanto accaduto a Rosà. Adesso torniamo a Treviso. Una delle cose che vi abbiamo anticipato all'inizio di questa edizione di Focus TG, uno dei fatti di cronaca. Ieri vi abbiamo raccontato anche le lacrime, il racconto del addetto alle pulizie della stazione degli autobus di Treviso, che è stato aggredito da 3 giovanissimi soltanto per averli rimproverati perché stavano sporcando apposta, diciamo, in zona. Ebbene, i 3 sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Ci dice tutto Christian Arboit.
Sono stati identificati 3 aggressori di Rashid, entrati in azione lunedì mattina in Lungosile Mattei, alla stazione delle Corriere. Un'aggressione che ha indignato, ha fatto discutere, ma in tempi record questi soggetti sono stati identificati dai carabinieri. Qui con me c'è il comandante Stefano Mazzanti, tenente colonnello, comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Treviso. Fra poco entreremo nel merito di questa brillante operazione, ma prima però ripercorriamo gli eventi anche attraverso le parole della vittima di Rashid, che nelle scorse ore è stato intercettato dalla nostra Lina Paronetto. Loro sono subito aggrediti sul mio collo e poi dopo per metterti da me a terra. Ti hanno fatto del male? Fate del male morale, comunque io non mi sento bene adesso fino ad oggi, da 22 anni di lavoro. Così. Non ho mai visto una persona che aggressivi così. Rashid Zaine fa le pulizie nel piazzale della stazione delle Corriere da 22 anni, ma di essere malmenato non gli era mai capitato e quando lo racconta gli scendono le lacrime. Gettato a terra e preso per il collo da un ragazzo giovanissimo mentre i 2 amici stavano a guardare. Un paio di passanti hanno scattato delle foto e insieme alle telecamere di videosorveglianza di Lungosile Mattei saranno determinanti per risalire al gruppetto di bulli che passano le mattinate qui senza far nulla. Buttano le bottiglie per il vetro, per la strada, per tutti. Ragazzi, basta così, non devi buttarti le bottiglie, non farti così. Mi trovo avanti un ragazzo, c'è un altro dietro che toccano da me, buttano anche latino sopra la mia macchinetta del motoscopa. Io ho gridato con loro perché vuoi farti così. Loro sono continuati da fare aggressivi con me. Mentre Rashid puliva, il gruppetto gettava appositamente a terra rifiuti per provocare. Rimproverati se ne sono andati al bar, salvo poi tornare cappucci sollevati in testa per mettergli le mani addosso. 54 anni, padre di 4 figli, il dipendente della Dusman si è fatto poi refertare in pronto soccorso, dove è stato giudicato guaribile in 1 settimana. Hai avuto paura? Paura, certo che io ho paura, anche per fortuna che la mia famiglia appena che è andata sul pullman, che non sono andati a casa, se restano qua con una bambina, si vedono foto. Ma che è successo? Quello non va bene il familiare che veniva da me, che adesso sto male, adesso non riesce anche a parlare. Anche la collega che lavora con Rashid adesso è spaventata. Ho paura di andare adesso a fare pulizia del piazzale, io da qua adesso non mi muovo più perché ho paura di essere anch'io come che è successo al mio collega, non mi fido più. Poi qua c'è sempre tanti ragazzini che fanno casino. No, non è bello lavorare qua a Lungosile a Treviso. Il 54enne ha sporto denuncia ai carabinieri. Gli investigatori dell'Arma sarebbero già sulle tracce dei responsabili. Credo che a breve il cerchio dovrebbe chiudersi attorno al responsabile di questa aggressione e quindi verrà denunciato. Ovviamente noi lavoriamo per prevenire queste situazioni, l'obiettivo è che non succedano, a volte purtroppo succedono e quindi è fondamentale che ci sia un intervento tempestivo delle forze dell'ordine esattamente come c'è stato. Resta il fatto che i lavoratori del settore non si sentono sicuri. E fortunatamente ci sono sempre forze dell'ordine costantemente qua in autostazione, ma basta un attimo di distrazione e succedono questi fatti. Purtroppo l'inciviltà regna, purtroppo, e non sappiamo più come difenderci, non sappiamo. Tenente colonnello Mazzanti, come siete arrivati all'identificazione di questi 3 soggetti che sono 3 minorenni? Sì, buongiorno intanto. Siamo arrivati all'identificazione di questi 3 minorenni attraverso innanzitutto la denuncia presentata da Rashid presso la stazione Carabinieri di Treviso e abbiamo quindi fatto la visione dei filmati della videosorveglianza, quindi attraverso anche l'identificazione che era stata fatta dei giovani nell'immediatezza del fatto, perché la volante della Polizia di Stato che aveva identificato i soggetti presenti aveva identificato anche i giovani che quindi non si erano allontanati molto dal luogo dove era stato commesso il fatto. Quindi attraverso la conoscenza anche personale di questi soggetti, attraverso le immagini della videosorveglianza, le fotografie, siamo riusciti a dare un volto, un nome agli aggressori di Rashid.
Parliamo di 3 sedicenni italiani di seconda generazione che adesso sono indagati per cosa? Quali sono le ipotesi di reato, comandante? Beh, allora, da quello che è il racconto di Rashid, il reato è quello di percosse e di violenza. Adesso saranno segnalati alla Procura della Repubblica dei minori, che poi farà le sue valutazioni di competenza. Con tutta la riservatezza e tutta la cautela del caso, trattandosi di minori che però sono già noti alle forze dell'ordine. Anche questo è un elemento, un particolare che particolare non è. Sì, hanno dei piccoli precedenti di polizia, tra l'altro sempre nell'ambito degli stessi episodi. Quindi parliamo sempre di aggressioni, piccoli furti, cose del genere? Sì, confermo. Con loro in quel momento non avevano armi? No, non risulta avessero armi con loro in quel momento. Quindi. Ecco, adesso quali saranno quindi le procedure, comandante? Tutto l'incartamento passa alla Procura della Repubblica dei minori? Adesso la denuncia di Rashid, insieme a quello che sono poi il resoconto delle attività investigative che abbiamo eseguito, in particolare alla stazione Carabinieri di Treviso, verranno trasmesse alla Procura della Repubblica dei minori presso il Tribunale dei minorenni di Venezia per la valutazione di competenza, e quindi poi aspetteremo delle legali indagini. Questo è anche un monito per tutti quelli che magari vogliono delinquere o commettere atti sopra le righe nelle zone più calde della città, vengono beccati in un modo o nell'altro? Beh, allora, quando i soggetti sono comunque interessati da un pregresso percorso di episodi criminali, è chiaro che è più facile per noi raggiungere l'identificazione, ma il sistema di videosorveglianza e comunque tutto quello che riguarda l'attività informativa che facciamo giornalmente sul territorio ci rende la vita più facile, nel senso che arriviamo più in fretta all'identificazione e quasi sempre, insomma, poi a un risvolto positivo per quanto riguarda la vicenda. Grazie, comandante Mazzanti. Allora, questa è la vicenda dunque di Treviso. Torniamo alla cronaca con il pomeriggio di sangue di ieri lungo la Monselice Mare, i 2 incidenti accaduti nel pomeriggio. È un 22enne la vittima più giovane dei 2 schianti, viaggiava in un'auto uscita fuori strada a Candiana. Aveva 22 anni Osama Abbas. La sua vita è finita qui lungo questo tratto della Monselice Mare tra Villa del Bosco e Candiana, nell'auto dove viaggiava una Touran con 4 amici che intorno alle 15:30 di martedì ha perso il controllo finendo nel fossato. Lui e un compagno di viaggio per la violenza dell'urto vengono sbalzati fuori dall'abitacolo. Gravissimo un 25enne ricoverato in prognosi riservate in ospedale a Padova. Per il 22enne non c'è invece più nulla da fare e al medico del SUEM 118 non resta che constatarne la morte. Di origine marocchina, come gli amici che erano con lui, Osama Abbas viveva nel Veronese. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il veicolo con l'autogru e i carabinieri di Piove di Sacco. Il più grave dei 2 incidenti accaduti nel pomeriggio di martedì lungo la Monselice Mare. Solo mezz'ora prima un furgone che sembra non abbia rispettato la precedenza si era scontrato con un auto articolato sempre nel territorio di Candiana. Gravissime le condizioni del conducente del furgone, un 30enne residente a Legnaro trasportato in elicottero a Padova. Ferito in modo meno grave anche il camionista, un 54enne di Dolo portato a Schiavonia. Le indagini sono condotte dalla Polizia Stradale di Piove di Sacco. A proposito di sicurezza stradale, ci sono novità per la questione autovelox. A ribadirlo e a raccontarlo è l'avvocato trevigiano Fabio Capraro, che da tempo si occupa della materia, parlando di una nuova sentenza della Cassazione. La Cassazione ribadisce il principio che omologazione non è approvazione, sono 2 cose ben distinte, come aveva già peraltro precisato la Cassazione civile, quindi non c'è più un alibi per nessuno, non ci sta per nessuno. Insomma, l'autovelox della discordia continua a far discutere, ma questa volta la Cassazione, con una sentenza del 14 marzo, mette un punto fermo. Ribaltato completamente il parere dell'Avvocatura di Stato, che equiparava omologazione a approvazione. Non è così e lo ribadisce la Suprema Corte. Ma non solo, questo pone sul tavolo un altro importante elemento che suona come un avvertimento per chi vende e chi acquista autovelox. Da un lato l'imprenditore che vende
aliena vende a una pubblica amministrazione uno strumento dicendo che è regolarmente omologato, crea un danno, è frode in commercio, e colui il quale o coloro i quali utilizzano questi autovelox sapendo che sono illegali rispondono dal punto di vista del danno erariale. Intanto continuano a raffica i ricorsi da parte degli automobilisti, giudici di pace soffocati dalle cause in tutta Italia. Io invoco sempre il buonsenso perché, ripeto, la Cassazione civile e la Cassazione penale. Io stamattina ho vinto a Treviso un'altra causa su autovelox a Treviso e dico finalmente i giudici cominciano a condannare le pubbliche amministrazioni. Dalla condanna delle pubbliche amministrazioni ne consegue un danno erariale e finalmente le Corti dei Conti si stanno muovendo. Quello dell'autovelox sembra essere diventato un argomento infinito, almeno fino ad ora. I comuni dovranno attrezzarsi di conseguenza. La Cassazione ha sentenziato, anche se ci si aspetta una nuova battaglia da parte della pubblica amministrazione, che ha sempre ribadito l'importanza di queste apparecchiature per garantire non certo la cassa comunale, ma la sicurezza degli automobilisti. Non è stata una questione di sicurezza del codice della strada, ma un malfunzionamento, ed è ancora un'indagine interna in corso per capire cosa ha provocato l'incendio che ha divorato un autobus della MOM ieri mattina a Cappella Maggiore. Determinante l'intervento del conducente, giovane peraltro, entrato in servizio autonomo da una settimana, che ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i passeggeri, per lo più studenti. Ore 7:30, via Anzano, Cappella Maggiore. Il bus della linea 32 di MOM è in servizio da quasi un'ora, partito dal deposito di Vittorio Veneto. A bordo una ventina tra passeggeri e studenti. Nessuna anomalia fino a quando, improvvisamente, del fumo comincia a sprigionare dal vano motore. Un segnale che l'autista, in servizio autonomo da appena una settimana, dopo un lungo periodo di affiancamento con i colleghi, interpreta al volo e in tempo. Accosta il mezzo e fa scendere tutti. Tensione, c'è pericolo di fiamme e infatti il rogo, dopo pochi istanti, divora il mezzo. Sotto gli occhi atterriti dei passeggeri in salvo e dei passanti, l'intervento decisivo dei vigili del fuoco, giunti assieme ai carabinieri di Vittorio Veneto. Le fiamme vengono spente, il mezzo, completamente distrutto, messo in sicurezza. Le conseguenze materiali sono pesanti, danni al manto stradale e ai cavi dell'illuminazione pubblica. Strada chiusa per oltre 3 ore, con inevitabili ripercussioni sul traffico lungo via Anzano. Concluso l'intervento e passata la paura, resta da capire cosa sia accaduto. MOM ha già annunciato di aver avviato un'indagine interna per accertare le cause. Il mezzo, seppur di vecchia generazione, è sempre stato sottoposto a rigorosa manutenzione, spiega in una nota l'azienda di trasporto. Intanto il presidente di MOM, Giacomo Colladon, ringrazia la prontezza del conducente che ha saputo intervenire al meglio, arrestandosi immediatamente e mettendo in salvo i passeggeri. La sicurezza, conclude, è al centro del nostro operare e anche per questo MOM ha scelto di investire 89 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi. Ancora la cronaca, torniamo a Padova, è stato sequestrato l'appartamento usato come un bed and breakfast abusivo in zona Stazione a Padova, indagati locatari, 2 cittadini cinesi. Ancora un'operazione di polizia nella torre Belvedere in piazzale Stazione a Padova. Gli uomini della questura hanno sequestrato un appartamento nel palazzo davanti alla stazione dei treni, gestito da una coppia di cinesi e usato anche come bed and breakfast. I 2 indagati, una 52enne e un 73enne cinesi, sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e hanno ricevuto un provvedimento per il rimpatrio firmato dal questore Marco Dorisio. La vicenda è legata all'intervento di un mese fa, quando gli agenti avevano trovato nell'appartamento 10 persone, tutte di origine cinese, irregolari, sul territorio. Il pubblico ministero, Benedetto Roberti, aveva pertanto delegato agli agenti di svolgere un'attività ispettiva con la finalità di accertare l'eventuale presenza di ulteriori stranieri irregolari e lo stato di degrado dei locali. La 52enne locataria, regolare in Italia dal 2000, era già destinataria di un provvedimento di sfratto a causa di ripetuti ritardi del pagamento dell'affitto. Nell'appartamento i poliziotti hanno accertato la presenza di 22 posti letto collocati nella sala da pranzo e ammassati nelle camere con una situazione igienico-sanitaria precaria. E adesso parliamo di arresti sempre a Padova, o meglio nel Padovano. Hanno aggredito un 20enne a Cadoneghe, 2 uomini bloccati dai carabinieri.
La violenza è esplosa in mezzo alla strada in pieno giorno. Sono stati i passanti ad avvisare i carabinieri domenica pomeriggio vedendo 2 uomini picchiare un ragazzo lungo via Bordina a Cadoneghe. Quando i militari arrivano sul posto bloccano uno degli aggressori, un 24enne albanese. Il suo complice, un 43enne padovano, tenta di liberarlo e si scaglia contro i carabinieri, ma viene anche lui fermato. I 2, dopo essere stati identificati, sono stati arrestati. Avevano un tirapugni usato nel pestaggio e un coltello utilizzato per minacciare la loro vittima, un 20enne di Cadoneghe con cui avevano litigato per futili motivi. Oltre un migliaio di persone ieri pomeriggio a Ceggia per l'ultimo saluto ad Andrea Gallo, il comandante della polizia locale di Treviso, scomparso in questi giorni. Grande commozione. Sono le 15 quando su Ceggia cala il silenzio. Il feretro di Andrea Gallo, accompagnato da mamma Rosetta e la sorella Stefania, arriva nella chiesa dove 55 anni fa ricevette il battesimo. Ad accogliere il comandante nel suo ultimo viaggio il picchetto d'onore degli agenti della polizia locale. 1 migliaio le persone presenti, ci sono rappresentanti del mondo istituzionale, delle forze dell'ordine e del volontariato. Ci sono il prefetto Sidoti e il questore Simone. Una volta in chiesa, sopra il feretro, ricoperto da un cuscino di fiori, dono della mamma, vengono poggiati il cappello e la sciabola del comandante Gallo. Durante l'omelia, Don Alessandro, riprendendo la parabola dei talenti appena letta, ricorda i tanti talenti di Andrea. Era buono e calmo, incline sin da piccolo a vivere per gli altri, e poi il talento per il giornalismo e gli studi letterari e giuridici. I talenti, continua il parroco, che gli hanno permesso di eccellere nel suo lavoro dal 1991, quando inizia la sua carriera nella polizia locale. Andrea ha vissuto il suo lavoro come una vocazione. Un riferimento poi alla malattia che aveva colpito il comandante e che Don Alessandro chiama la prova vissuta come aveva affrontato tutta la vita. Con coraggio, determinazione. Dopo la preghiera della polizia locale tocca al sindaco Mario Conte leggere la lettera scritta dagli agenti della polizia locale di Treviso al loro comandante. Nel 2019, con il suo arrivo a Treviso, ha portato un vento di rinnovamento, ha incarnato l'immagine di un comandante attento alle esigenze della città. Da lei abbiamo imparato lezioni preziose e oggi le promettiamo che continueremo a percorrere il cammino che ci ha indicato. Riteniamo che la parola grazie sia solo un piccolo tributo rispetto a ciò che lei, comandante, ha rappresentato per tutti noi. Comandante, ci permettiamo di rivolgerle un'ultima richiesta. Continui a vegliare su di noi, così come ha sempre fatto. Buon viaggio, comandante. È poi il sindaco Conte a salutare per l'ultima volta l'amico comandante. Quando penso ad Andrea, dice, mi viene in mente la parola vita. Ci ha insegnato che la vita è un dono prezioso, ci ha messo passione, coraggio, sensibilità, amore nei confronti delle comunità e dei corpi di polizia locale, anteponendo il bene comune alla sua salute. Conte ricorda poi l'ultimo incontro con Gallo il giorno prima della sua morte, mentre il comandante era come sempre seduto alla sua scrivania a lavorare. Gli dicevo, comandante Gallo, però promettimi che ti prendi anche cura di te. Il comando in qualche modo ce la fa. Caro Andrea, ti chiedo anch'io, come ti hanno chiesto i nostri uomini del comando, continua a trasmetterci questi valori. Poi dall'altare un annuncio. Dedicheremo al comandante Gallo la stanza che stiamo ultimando all'interno del comando della polizia locale, riservata e dedicata alle donne vittime di violenza. Grazie davvero di cuore al comandante Andrea Gallo e ispiriamoci a lui nel voler conquistare giorno dopo giorno la nostra vita. Onori al comandante della polizia locale di Treviso, dottor Andrea Gallo. Questo l'addio al comandante Andrea Gallo. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi ripartiremo dalla questione del Tribunale della Pedemontana, la battaglia del Tribunale della Pedemontana. Dall'altopiano è il sindaco Antonella Corradina a portare fino a Vicenza la voce del sì in difesa del Tribunale della Pedemontana.
Una difesa che non si limita a sottolineare l'importanza della cittadella della giustizia per tutto il tessuto imprenditoriale, ma che ribadisce l'importanza del Tribunale per i cittadini, per le necessità che in questi anni sono diventate troppo scomode. Il criterio che noi utilizziamo è proprio quello: che cosa serve ai nostri cittadini. Per le nostre comunità la valutazione che come altopiano abbiamo fatto, ma l'avevano fatta anche altri territori, ora forse hanno cambiato idea, il motivo non lo conosco, la valutazione che noi facciamo è quella che facciamo sempre per i nostri cittadini: i servizi devono essere il più vicini possibile, quindi un criterio di prossimità, di vicinanza, certo anche di efficienza e di efficacia dei servizi, ma per questo non potevamo lamentarci quando c'era il Tribunale di Bassano. Ora a maggior ragione, se il Tribunale è della Pedemontana e quindi copre una fascia più ampia, credo che questi requisiti e questi criteri possano essere davvero raggiunti. Antonella Corradin parla da sindaco e da avvocato e proprio con questa duplice sensibilità sottolinea che pensiamo a tutti quei cittadini che hanno necessità di recarsi in tribunale per tutta una serie di cose. A me vengono in mente anche banalmente gli amministratori di sostegno di tutte le persone fragili che abbiamo, gli anziani eccetera, che davvero si trovano in difficoltà ad andare a Vicenza. Io la vedo favorevolmente perché lo vedo come un servizio in più nel settore giustizia vicino ai cittadini. Creare un nuovo tribunale in una zona vuol dire creare ricchezza, posti di lavoro, ma anche e soprattutto per i cittadini che magari devono fare meno strada, avere un accesso al sistema giustizia più rapido, più veloce rispetto ad altri. Ecco, sono queste le risposte che credo facciano la differenza di fronte ai cittadini che pagano molte tasse. Avere dei servizi agevoli, semplici, che devono unirsi ai servizi digitali. La costituzione di un nuovo tribunale cosa può cambiare? In un territorio piuttosto vasto può dare la possibilità anche alle persone che hanno magari qualche complicazione in più arrivare nei centri cittadini tipo Treviso, Padova o Vicenza, di avere un tribunale a Bassano del Grappa in cui chiaramente, al di là delle informazioni che non tutti riescono a raggiungere tramite i mezzi digitali, possibilità di arrivare negli uffici del tribunale, avere un confronto con le cancellerie fatte sempre, io voglio anche dirlo, forse anche perché da avvocato conosco un po' l'ambiente, di persone estremamente competenti, per la maggior parte, quasi la totalità, assolutamente disponibili, voglio dire, e credo quindi che avere uno sportello più vicino a casa possa essere un grande servizio, oltre al fatto che credo che possa creare una ricchezza per il territorio. Allora, abbiamo sentito i sindaci per il Tribunale della Pedemontana, siamo rientrati in diretta. Dai sindaci per il Tribunale della Pedemontana a Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Torre di Quartesolo al campo Nomadi. Lo ha seguito per noi Daniele Garbin. Torre di Quartesolo, via Savona, alle nostre spalle abbiamo il campo Nomadi che esiste in questo comune. Com'è il consigliere regionale Gio Formaggio? Buongiorno. Come mai è qui oggi e in che veste? Ma abbiamo parlato parecchio io e il sindaco per trovare alcune soluzioni. Il sindaco e la sua amministrazione sono stati molto bravi perché hanno coinvolto industriali dell'area industriale qua vicino e hanno parlato con la società Autostrade, hanno trovato una soluzione importante per spostare il campo Nomadi e avere una differente viabilità in modo che la zona produttiva non sia più a diretto contatto con il campo. Credo che questo sia un buon approccio per cominciare a creare un dialogo con queste persone, perché anche la visita che abbiamo fatto all'interno del campo dobbiamo trasmettere che sappiamo chi sono, come si comportano e che i cittadini vicentini, i cittadini bassanesi hanno paura di loro. Quindi il miglior modo è andare dentro, conoscerli, aiutarli in maniera costruttiva, però non
pagargli le bollette e i servizi e lasciare tutto com'è. No, dobbiamo entrare e cercare di creare un dialogo costruttivo. Questo è quello che ha fatto il sindaco di Torri di Quartesolo, è stato il primo sindaco che ha accolto il mio invito, adesso il prossimo sarà Giacomo Possamai a Vicenza, perché voglio capire anche com'è la situazione dei Rom a Vicenza, e poi su tutti gli altri comuni del Vicentino che ospitano dei campi Rom. Ecco, è una situazione che affronta in questo periodo perché comunque è un argomento ha scelto, no? Perché soprattutto questo in particolare? Ma no, guardi, insomma la mia storia parla da sola, io ho mandato via tutti i Rom, carovane, chiunque sia venuto ad Albettone è stato mandato via. Però capisco anche la situazione di Torri di Quartesolo, mi fa, Gio, tu sei stato sindaco e li hai mandati via, però io me li sono trovati e sono qui da 30 anni. Bene, allora ci sono due approcci. Il primo approccio è quello di nascondersi, far finta che questa roba qua non esista, oppure prendere, entrare, cominciare un dialogo, cominciare a trovare delle soluzioni e avere il pugno duro quando è ora, però anche prendere i bambini, venire qua al mattino e dire ragazzi tutti su in macchina, vi porto a scuola. Questo è quello che sta facendo l'amministrazione di Torri di Quartesolo e quindi ha tutto il mio rispetto. Qua non c'è destra, sinistra, qua c'è chi risolve i problemi e chi nasconde la sabbia sotto il tappeto. Adesso allora lei, il suo programma non è che finisce qua, visiterà ancora altri campi della fascia vicentina, pedemontana e soprattutto Vicenza, ma per cercare anche dei suggerimenti che possono essere portati a livello regionale? Certo, allora la Regione ha bisogno di esempi concreti e soluzioni per questo problema, perché non è soltanto il vicentino, è il trevigiano, è il padovano, quindi abbiamo bisogno di collaborare con i sindaci e quando qualche amministrazione trova la strada giusta, la Regione deve solo prendere da esempio e copiare nel resto del territorio. Così Gio Formaggio. A proposito di degrado, andiamo proprio a Vicenza, la citava Vicenza il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Ci sono lavori a Campomarzo per cambiare l'immagine di un luogo diventato simbolo di degrado. Tra le novità in arrivo l'installazione delle panchine antibivacchi, oggetto in passato di polemiche politiche, ma i cittadini plaudono all'iniziativa. Ancora Daniele Garbin. Restituire dignità a Campomarzo contro il degrado fisico ma soprattutto sociale che ruota attorno allo spaccio di droga è una faccenda che riguarda anche la forma oltre che la sostanza. Bene la pressione continua dei controlli delle forze dell'ordine, ma serve prestare cura anche alle infrastrutture. Un progetto di restyling varato dall'amministrazione Rucco, supportato da un finanziamento del PNRR per 1.700.000 euro, è stato confermato anche dalla giunta Possamai. Uno stralcio del progetto per 600.000 euro è attualmente in corso di lavorazione. A breve arriveranno nuovi lampioni, nuove pavimentazioni, nuove alberature e nuove panchine, 28 per la precisione, e del modello con il bracciolo intermedio che impedisce di sdraiarsi. Proprio il modello bollato come antibivacco, oggetto in passato di aspre polemiche da parte del centro-sinistra, che ora invece intende riproporre. I vicentini sostanzialmente approvano, a prescindere dalle valutazioni politiche. Sì, il discorso politico sorvolerei in realtà, però se ci fosse la necessità di installarle sarei d'accordo. La finalità di non distendersi la ottengono. Il parco deve essere anche un momento di socialità, quindi che ci siano delle panchine sarebbe utile, e sicuramente però c'è bisogno di un maggiore intervento per rilanciare questa zona. È sempre qualcosa, è sempre un tentativo di fare qualcosa. Creare dei disincentivi perché questa gente possa sostare e dormire sulle panchine, ma se togliamo tutto quello che è normale che sia per la gente normale, capite, allora non ce la facciamo più. Significa che se si fanno queste cose, significa che non si sa gestire l'immigrato. Bisogna cercare di fermare tutto sto discorso dei bivacchi, perché non è una cosa buona per la città di Vicenza, che non fa comunque una buona pubblicità. La città di Vicenza che si merita sicuramente un'attenzione verso tutti quanti, chi viene qua, anche i turisti, vede un po' di ordine. No, è un discorso di buon senso, cioè io potrei essere di sinistra ma sono d'accordissimo con le idee della destra attualmente, perché non se ne può più. Essere così intelligenti da fare le cose che serve per la gente, dopo la politica è una cosa da stare a parte, non c'entra niente.
Se c'era stata un'idea, magari prima qualche impedimento ha dovuto bloccare tutto il progetto e quindi adesso si è avuto la possibilità di riprenderlo e di metterlo in pratica, però alla fine che sia del centrodestra o del centrosinistra l'importante è comunque limitare questa situazione. Adesso la politica, le parole di ieri del governatore Zaia, il mio mandato sta finendo, parole che non sono passate inosservate e che lui stesso ha poi spiegato introducendo il tema della proroga, e poi c'è il nodo dei 4 consiglieri regionali morosi, il fronte che abbiamo già raccontato dei leghisti transfughi. E comunque il mandato sta finendo, poi non so se sono ricandidabile oppure no, ma sta finendo, nel senso che questi sono 5 anni che si concluderanno nel bene o nel male, si concluderanno, a meno che non accada che ci possa essere una proroga ad autunno 2025, quindi vuol dire fra 8 mesi più o meno, questo intendevo dire. E quindi la programmazione di lunga gittata la si deve fare con il rinnovo dell'amministrazione. Nessuna dietrologia. Ma no. Il mio mandato sta finendo, la frase breve ma incisiva che Luca Zaia ha pronunciato davanti ai sanitari dell'ospedale di Conegliano nel giorno in cui è arrivato un nuovo robot, espressione che non è passata inosservata, così come il tema spesso solo sussurrato di una possibile ed eventuale proroga. Insomma, i nodi stanno per arrivare al pettine e un primo step è fissato per il 29 marzo, quando a Padova la Lega si riunirà in vista del Congresso federale di Firenze. Zaia è tra i big attesi sul palco, accanto a Calderoli. Parlerò a braccio e dirò quello che penso rispetto a, ad esempio, un grande tema che è quello dell'autonomia, visto considerato che a Padova si parlerà di autonomia. Ci saranno colpi di scena? Ma da parte mia assolutamente no. Sullo sfondo la mozione identitaria del segretario Alberto Stefani, che su 67 delegati ne ha portati a casa 50, linea che sembra convincere lo stesso Zaia. Quindi quella mozione rientra nell'ortodossia leghista? Ma rientra nel Lega pensiero, nel senso che io l'ho letta, cioè sono temi dei quali abbiamo dibattuto e quindi spero proprio che non diventi anche quello un momento di spaccatura, ma non lo sarà. E a proposito di spaccatura, il presidente della regione sembra frenare sulla messa alla porta dei 4 consiglieri morosi, Andreolli, Corsi, Rizzotto, Bisaglia, alcuni dei quali dati in partenza per Fratelli d'Italia. Non mi risulta che ci sia qualcuno fuori finché non ha deciso di essere fuori. Quindi c'è ancora un margine secondo lei per recuperare i nomi di cui si sta parlando in queste ore? Ma guardi, non faccio nessun commento, a me non risulta che ci sia gente che sia dimessa dal partito, punto. A proposito della questione politica regionali e della proroga, il duro attacco oggi in una nota del senatore Andrea Martella, il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, che dice: da mesi il centrodestra veneto è impegnato soltanto a discutere di se stesso, non una parola sui problemi dei cittadini, nessuna risposta alle emergenze della sanità, del carovita, della fuga dei giovani, delle imprese in crisi, è solo una estenuante battaglia di potere su chi deve raccogliere l'eredità di Zaia. Oggi, continua Martella, si torna a parlare della possibilità indecente di prorogare di 6-7 mesi il Consiglio, rinviare le elezioni, prolungare oltre la scadenza naturale un mandato che per legge dura 5 anni. Ma chi credono di essere, attacca Martella, il Veneto non è proprietà privata di nessuno e non si può piegare la democrazia a convenienze di parte. Nel 2020, in piena emergenza Covid, ricorda Martella, le elezioni furono rinviate dalla primavera all'autunno per una ragione chiara: garantire la sicurezza dei cittadini. Oggi invece non c'è alcuna emergenza, nessuna giustificazione se non l'arroganza di chi si sente padrone del Veneto. Questo attacco di Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. E poi c'è lo scenario, lo diceva Martella, le imprese in crisi, i dazi del presidente Trump che hanno innescato una serie di ritorsioni sul mercato anche da parte degli altri paesi coinvolti, pensiamo alla Cina, pensiamo al Messico e al Canada, con i cosiddetti controdazi. Ma questa situazione quanto incide ad esempio sull'economia del Veneto e nel prossimo servizio lo vediamo del Vicentino. Ne abbiamo parlato con un esperto, Alessio Trentin di Confimi Industria. Dazi, sberle e controsberle sui mercati internazionali. I dazi minacciati dagli Stati Uniti hanno innescato una serie di ritorsioni da parte degli altri paesi pronti ad attuare i controdazi. E mentre il presidente Donald Trump non vuole allentare i dazi al 25% imposti ai partner commerciali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio, dal 1 aprile Bruxelles annuncia che applicherà i dazi sulle merci made in USA per un valore totale fino a 26 miliardi di euro.
dell'euro. L'Unione Europea però resta aperta al negoziato ed è questa probabilmente la parola magica per spiegare quello che sta accadendo. Trump forse punta ad aprire dei negoziati per rivedere le condizioni reciproche tra paesi sul mercato internazionale. Questo modo di negoziare da parte della nuova amministrazione americana è sicuramente atipico. È una fase probabilmente della quale dobbiamo anche abituarci, è sicuramente una modalità nuova che a qualcuno può disturbare. C'è da dire che c'è una volontà da una parte politica americana di conseguire dei risultati. Ad analizzare la situazione dall'Osservatorio del Mercato Vicentino è Alessandro Trentin di Confimindustria, che mette in evidenza come l'Europa oggi esporti più di quanto importi dagli Stati Uniti. Nella parte di importazione l'Unione Europea, forse pochi lo sanno, ma da molti anni applica dei dazi, quindi i dazi l'Unione Europea li ha già applicati. L'importazione di auto dagli Stati Uniti prevede un 10% più il 22% di IVA, quindi andiamo a un 32%, quindi chi è il cattivo dipende sempre da che punto di vista lo guardiamo. Questa è una risposta americana a questo tipo di politiche. Sono sbagliati da un punto di vista di libero mercato e di appunto mentalità liberale da entrambi le parti, ma io credo che così non si vada da nessuna parte e ovviamente il consiglio è quello di avere la mente fredda, di sedersi a un tavolo e trovare una quadra rispetto alle esigenze commerciali che hanno gli Stati Uniti, che loro vantano appunto una bilancia commerciale negativa nei nostri confronti, e viceversa riattivare un sano sistema di libero mercato. Insomma, bisogna arrivare a un compromesso anche per l'economia vicentina, ma Alessandro Trentin ricorda che la crisi economica che è già in atto non è nata con i dazi di Trump e che ci sono già costi e molti sulle spalle delle aziende europee. A questo punto una folle direttiva green che ha affossato l'economia del nostro continente, e quindi non solo i dazi, ci sono tante riforme che bisogna fare, togliendo lo Stato e la sua presenza sia con le questioni ESG, con le questioni green, che sono certamente degli obiettivi molto alti dai quali tutti tendiamo, ma non possiamo farli decidere da chi non ha mai messo un piede dentro un'impresa. L'economia, le preoccupazioni, l'economia e i malgari, latte crudo e malghe, estate in arrivo, gli allevatori temono che la situazione possa precipitare. Garantire al consumatore che il latte che viene lavorato può essere trasformato tranquillamente a latte crudo e a formaggi freschi senza avere nessun rischio, io direi che è fondamentale. Si avvicina l'estate e la bella stagione porterà in dote ancora una volta la tradizione dell'alpeggio, che quest'anno però dovrà fare i conti con una nuova insidia. Dopo i lupi e le difficoltà della montagna, i malgari devono affrontare il tema del latte crudo che sta spaventando i consumatori. Il latte crudo, ovvero quello che viene lavorato per fare formaggi senza alcun trattamento termico per eliminare i batteri, è pericoloso per donne in gravidanza, bambini e persone con difese immunitarie abbassate, ma per tutti gli altri rappresenta un valore aggiunto che vuole dire benessere animale, biodiversità, prodotti di qualità, mantenimento di una tradizione secolare. Il problema è garantire gli standard igienico-sanitari in tutte le malghe per abbassare i rischi legati al latte crudo. E un primo passaggio è quello della fornitura di acqua e dell'elettricità alle malghe, ma spetta ai comuni proprietari delle strutture adeguarle in tal senso, e non sempre questo accade. Acqua e energia fondamentalmente, abbiamo ancora tante malghe che mancano di acqua potabile e di energia, questo è un grosso problema, le strutture sono ancora molto scarse per poter adempiere ad oggi quali sono le tematiche di igienico-sanitarie e di biosicurezza per le lavorazioni del latte crudo. Se ne è parlato nell'ambito di un convegno che si è tenuto all'Agrimont di Longarone, la fiera dell'agricoltura di montagna, dove l'associazione degli allevatori ha portato in primo piano un tema che rischia di diventare dirompente nell'immediato futuro. L'impegno di ARAV è notevole perché da parte nostra è un'associazione tecnica, facciamo assistenza tecnica, abbiamo un laboratorio che fa oltre 800.000 analisi l'anno sul latte in Veneto, quindi l'importanza nostra è fondamentale, garantire un'assistenza tecnica e la formazione degli allevatori è fondamentale per migliorare la qualità e il prodotto del latte. Adesso cambiamo decisamente argomento, è uno dei casi di cui si parla da settimane anche a livello nazionale, quello della maestra d'asilo parrocchiale trevigiana Elena
Maraga, finita nell'occhio del ciclone per la sua attività su OnlyFans e per alcune foto hot su OnlyFans. Ebbene, ospite a Ring su Antenna 3 con Cristian Arboit ha raccontato la sua verità dicendo grazie ai ben pensanti, ironicamente, rivolgendo un pensiero anche ai familiari, non vergognatevi di me, e poi anche attaccando chi ha alzato tutto questo polverone, dice non la passerà liscia. Sentiamola. Ma in realtà mi sento anche di ringraziarli, perché probabilmente sono stati in grado di far uscire questa Elena che tenevo un po' nascosta allo scoperto, ecco, e mi hanno sicuramente dato una grande forza e un grande coraggio per far valere il mio pensiero. Dice grazie a chi la critica. Elena Maraga, la maestra d'asilo parrocchiale finita al centro delle polemiche per aver aperto un canale sulla piattaforma per adulti OnlyFans. 29 anni, atleta di bodybuilding e anche fotomodella. Elena è in attesa di capire quali saranno le decisioni della parrocchia trevigiana per cui lavora da 5 anni. L'ultima parola, la decisione starà alla scuola. L'unica cosa, ecco, che ho a cuore in tutto questo e che forse molte persone si stanno dimenticando è il benessere dei bambini, perché alla fine sono loro il fulcro di tutto questo e molto probabilmente sono anche loro i soggetti che soffriranno di più. Per i suoi piccoli Elena è soltanto la maestra Elena, né più né meno. Tante le attestazioni di solidarietà, anche il sondaggio di Ring ha confermato come per l'84,3% dei partecipanti non vada allontanata dalla scuola. Sicuramente non faccio passare liscia una cosa del genere, quello è chiaro, non nei confronti della scuola, ma sicuramente nei confronti di chi ha alzato questo polverone. Il riferimento non tanto velato è a quelle persone, una mamma in particolare, che avrebbero diffuso le sue immagini hot e che potrebbero a questo punto risponderne. Prendere le foto di una persona, mostrarle e farci un po' quello che si vuole è comunque pur sempre una violazione della privacy. Perché comunque tu dici OnlyFans è una piattaforma chiusa. Assolutamente, io non ho messo queste foto su Facebook o comunque su Instagram o in una piattaforma visibile a tutti, ma le ho tenute nel mio privato in una piattaforma, ripeto, per adulti e ripeto a pagamento. Una storia dai 1000 risvolti, quella di Elena, che non nasconde come tutto questo clamore abbia impensierito i suoi affetti più cari, genitori compresi. A loro vorrei dire che non devono provare vergogna, assolutamente. Anche il fatto di essermi esposta così e di aver esposto il mio pensiero in maniera limpida, chiara e trasparente, penso che per loro possa solo che essere un vanto. Però ripeto, non pretendo che capiscano, perché sicuramente non è neanche facile questo. Un'altra vicenda di cui si parla in questi giorni di tutt'altro genere è il caso della lista degli oppositori del sindaco Luigi Brugnaro a Venezia. Scende in campo la CGIL, che ha inviato una segnalazione all'ufficio provvedimenti disciplinari del Comune di Venezia e ha avviato le procedure anche per coinvolgere l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Acque molto agitate in laguna, dove non si placa il moto ondoso sulla lista nera del sindaco, che sarebbe stata redatta da figure di vertice a Cafarsetti, come emerge dall'inchiesta Palude. Il dossier già in mano alla procura presto potrebbe essere oggetto di ulteriori indagini e approfondimenti. A scendere in campo la CGIL di Venezia, che dopo aver chiesto una sospensiva lunedì ha lasciato la riunione tra delegati sindacali e rappresentanti dell'amministrazione sul ticket d'ingresso alla città, chiedendo prima rassicurazioni e tutele nei confronti dei dipendenti comunali. Dal nostro punto di vista è ancora più grave se un dipendente pubblico, come sembra, dello staff del sindaco abbia usato risorse pubbliche e quindi lo stipendio che gli viene pagato dal comune per spiare i propri colleghi. A quali fini oggettivamente non c'è chiaro capirlo. Il tema è se i dipendenti sono oggetto di dossieraggio e se ciascun dipendente è libero di poter dire di no, magari in una procedura di affidamento con un'impresa, piuttosto che in una qualsiasi complicazione che ci può essere in ufficio. Nasce da questa grave preoccupazione l'invio di una segnalazione qualificata della CGIL di Venezia, scritta sulla base del codice di disciplina del comune e dello statuto dei diritti dei lavoratori, che è già arrivata sul tavolo dell'ufficio provvedimenti disciplinari del comune di Venezia e sarà inviata all'ANAC, l'ente anticorruzione. Abbiamo scritto all'ufficio provvedimenti disciplinari e soprattutto ad ANAC: guardate che c'è un tema di trasparenza
trasparenza e di legalità dentro questo comune. Se io non sono libero di poter dire di no, dicevo prima, ad un affidamento ad un'impresa nella negoziazione che penso agli uffici tecnici è quotidiana con i tecnici esterni, c'è un tema di anticorruzione e di trasparenza di cui ANAC si deve occupare. Che il sindaco su questo non chiarisca lo reputiamo assolutamente folle, e tanto il sindaco quanto anche la delegazione di parte pubblica, perché ieri i dirigenti non sono stati molto chiari né nel condannare eventuali azioni di questo tipo, che comunque sono già poste alla procura, né nello smentire le informazioni che sono state pubblicate sulla stampa, anzi. Ma su quella blacklist qualcuno vorrebbe finirci, e infatti dal serio al faceto la lista nera del sindaco Brugnaro è già diventata una pagina Facebook che per ora registra un centinaio di like e 128 follower. E intanto a Venezia c'è un artigiano che da anni chiede un'autorizzazione al comune per poter posizionare di tanto in tanto un tavolino fuori dalla sua bottega, come avveniva prima del Covid. Non solo l'autorizzazione non è arrivata, ma al suo posto è giunta una multa da oltre 1.000 euro. I vigili faranno anche il loro dovere, il problema mio è di regolarizzare questa cosa e lo sto chiedendo da anni, il sindaco ha chiesto un appuntamento da molti anni, abbiamo sollecitato di avere un appuntamento, una soluzione che però al momento non è ancora stata confermata, non ci siamo riusciti a trovare. Eccolo il corpo del reato, un tavolino accusato e condannato ad una multa di oltre 1.000 euro per aver occupato abusivamente 2,81 metri quadri di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione. Un'autorizzazione che Gualtiero Dall'Osto, mascarera, artigiano, artista chiede da anni, che quando le circostanze del suo mestiere lo richiedono possa avere uno spazio di 2,81 metri quadri, pagando quello che si deve pagare senza disturbare nessuno. Prima del Covid lo tiravamo fuori perché c'era la necessità, in base ai gruppi che ospitiamo qui nel nostro laboratorio, e c'era l'autorizzazione dei vigili che ci permetteva, ci dava il consenso per questo. Dopo il Covid è finita questa regola, ci hanno mandato in altri uffici, abbiamo cercato, abbiamo spedito, mandato altre richieste per regolarizzare la situazione, però ancora a tutt'oggi non siamo riusciti ad avere una soluzione di questo problema. Mentre i plateatici di 1.500 bar e ristoranti crescono in ogni campo, in ogni calle, in ogni fondamenta, ottenere uno spazio di 2,81 metri quadri per una bottega artigiana pare faccenda complicatissima. Eppure fino a qualche decennio fa la città era piena di artigiani che lavoravano anche fuori dalla bottega, un piccolo esercito che ha contribuito anche dal punto di vista sociale a rendere Venezia quello che è oggi, o che forse era. Come custodi e abitanti di un luogo sentiamo anche il dovere di presidiarlo, insomma, no? Per cui troviamo il borseggiatore che butta i portafogli in calle perché la calletta è semideserta, cioè segnaliamo, c'è la vecchietta da accompagnare che ha perso le chiavi e fa rientrare in casa, cioè siamo presenti in un luogo e cerchiamo di tenerlo anche pulito, perché io passo con la scopa anche la calle per dare dignità all'arrivo degli ospiti che entrano nel mio laboratorio. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria di Focus TG, dopodiché parleremo di turismo e quindi vedremo subito dopo la pubblicità la ripartenza del contributo d'accesso, tante volte si continua a discutere, a Venezia, il ticket d'ingresso a Venezia riparte il 18 aprile, con che modalità lo vedremo subito dopo la pubblicità, e poi subito dopo i numeri del turismo invece a Padova. A fra poco. È riaperto il portale per la prenotazione delle visite a Venezia nei giorni del contributo d'accesso. La novità più importante riguarda il prezzo, che potrà raddoppiare a seconda della data di prenotazione. 5 euro per chi prenota entro il quartultimo giorno dal suo arrivo, 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente alla visita. C'è poi un quasi secondo raddoppio. Nella primavera-estate 2025 i giorni in cui sarà in vigore il provvedimento salgono a 54 rispetto ai 29 del primo anno di sperimentazione. Una crescita che dipende anche dall'inserimento permanente del venerdì accanto ai soli sabato e domenica del 2024. L'aumento delle giornate di contributo d'accesso decisa dal Comune di Venezia va nella direzione auspicata dall'Associazione Veneziana Albergatori, che si augura un'estensione ampia del ticket assieme ad altri provvedimenti di gestione dei visitatori che arrivano in città.
Il contributo d'ingresso, che a parere dell'Associazione Veneziana Albergatori dovrebbe essere ampliato ed esteso ad altre date e ad altre fasce della popolazione a seconda di determinati periodi dell'anno, e la creazione di terminals sulla gronda lagunare per iniziare a gestire seriamente il tema dei flussi turistici. Il contributo d'accesso 2025 inizierà con un blocco unico e lunghissimo dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire durante tutti i fine settimana, venerdì incluso, fino al 27 luglio. Eccezionalmente il contributo d'accesso sarà in vigore anche il lunedì 2 giugno, festa della Repubblica. Il contributo d'accesso è a carico del cosiddetto turista pendolare, cioè chi visita quella che il comune definisce la città antica di Venezia in giornata, alloggiando al di fuori del territorio comunale. Sono esentati dal pagamento, tra gli altri, i lavoratori pendolari, chi soggiorna in strutture ricettive dentro il comune, chi paga l'IMU a Venezia. Esenti dal pagamento e dalla richiesta di esenzione i residenti o nati nel comune di Venezia, i residenti nella regione Veneto e gli studenti pendolari. Il primo dato, 1.765.000 presenze complessive. Finalmente si supera il record storico del 2019, che era di 1.657.000 presenze. Rispetto al 2023 abbiamo una crescita significativa del più 7%, ma il dato interessante è l'incremento oltremodo significativo delle presenze degli arrivi stranieri. Siamo oltre il 10%. Padova ha toccato il punto più alto di presenze turistiche degli ultimi anni. Nei 12 mesi del 2024 si sono registrate infatti 1.764.999 presenze, un incremento del 7,1% rispetto all'anno precedente. Il 53,8% è costituito da presenze di italiani, ma a crescere sono soprattutto le visite dei turisti stranieri, 10,1% in più, trainati da Padova Urbs Picta. Quello che è interessante è che quelli che erano storicamente i mesi deboli, gennaio, febbraio, marzo, si sono trasformati in mesi che presentano dati equiparabili a quelli del periodo primaverile. Quello che è interessantissimo, nel periodo primaverile continuano a crescere gli arrivi degli italiani, così come invece nel periodo estivo crescono le presenze degli stranieri. Direi che il sistema Padova, la nostra Padova Urbs Picta città d'arte, si è venuta sempre più a caratterizzare come una meta di destinazione di rango europeo. Questi dati confermano come il capoluogo euganeo si stia caratterizzando sempre di più come una forte meta turistica tra le piccole e medie città. L'obiettivo che l'amministrazione vuole raggiungere è quello di superare nei prossimi 4 anni il muro dei 2 milioni di visitatori. Siamo rientrati dunque parlando di turismo, dal contributo d'accesso ai numeri record di Padova. I grandi luoghi del turismo in Veneto sono anche le ville venete. Ebbene, proprio nel padovano Aunara di Tombolo andrà all'asta tra pochi giorni un'importante villa veneta del XV secolo. La vegetazione invernale consente di intravedere un po' meglio il complesso di Villa Cittadella Giusti del Giardino nella campagna di Onara. Il corpo centrale, le 2 torri laterali, la barchessa, l'oratorio versano in stato di abbandono ormai da tempo. Il complesso andrà all'asta e sul tema il comune di Tombolo, solo eccitato da più parti ad acquisirlo, intende fare un approfondimento. Il tema è delicato e complicato. Da una parte la grande volontà, perché sarebbe sicuramente l'edificio più importante del nostro comune, dall'altra parte la difficoltà nel reperire risorse a livello comunale, difficoltà anche nel reperire i famosi fondi perduti che sembra possano arrivare da tutte le parti, ma poi stringi stiamo parlando di poca cosa, però l'interesse c'è. L'asta sarà il 26 marzo, si parte da una base di 529.000 euro su una valutazione della villa di circa 700.000. Per quanto riguarda l'asta, io l'ho già dichiarato, il comune non parteciperà direttamente all'asta, ci si riserva il diritto di prelazione in caso qualche acquirente si faccia avanti, e quindi in quel momento si valuta la possibilità a pari prezzo di acquistarla. Il problema sarà per il nuovo proprietario sistemare tutto, si stima una spesa di una decina di milioni.
L'ambiente adesso, proprio Legambiente ha presentato in centro a Padova il dossier sulle potenzialità del biometano in Veneto, un'occasione energetica importante, soprattutto in questo periodo, che però trova spesso lo scontro con progettazioni non adeguate e territori dove dovrebbero essere costruiti gli impianti. Per questo la Regione punta ad approvare una legge dedicata. Se noi vogliamo che questi impianti abbiano successo, e lo devono avere perché è uno degli elementi di sostenibilità e di autonomia energetica della nostra regione, noi dobbiamo dire esattamente dove e come. La costante richiesta di energia fa crescere gli impianti per la produzione di biogas e biometano in Veneto. I dati del dossier realizzato dall'Università di Padova per Legambiente e il Consorzio Italiano di Biogas parlano chiaro. Un grande potenziale, si stima che fino al 45% di tutto il biometano che si può produrre a livello della regione Veneto è ancora in fieri, quindi ci sono grandi potenzialità per produrre tramite un approccio di economia circolare biometano da scarti dell'agricoltura. Opportunità che però si scontra con i territori dove sorgono questi impianti, dove non mancano le proteste di cittadini e residenti. Una situazione che però in alcuni casi è stata superata, come a Schiavon. Coinvolge il territorio, vedere le esigenze e le opportunità che vengono poste, capire i bisogni, confrontarsi con l'amministrazione, che diventa poi l'interprete, l'interlocutore con la popolazione, confrontarsi con le associazioni ambientaliste come Legambiente e poi mettere a terra un progetto. Un progetto deve essere concreto, reale e soddisfacente di quell'entità locale che andiamo a interessare. Dieta, ovvero quantità e qualità di scarti arborei, liquame zootecnico e altri materiali che reagendo tra di loro creano il biogas, in un equilibrio tra volumi da trattare, localizzazione e dimensione dell'impianto. Valutazioni che in alcuni casi non sono state tenute in considerazione, creando conflitti come Piombino Dese e che ora la Regione punta a superare con una legge apposita. Per quanto riguarda il come, lo stiamo già facendo con il piano energetico, sul dove ci sarà una legge regionale che metterà a terra il decreto ministeriale delle aree idonee. Restiamo a Padova con la grande commozione all'Ateneo, dove la moglie e le figlie di Adriano Scandellari, l'ingegnere morto un anno fa nella tragedia della centrale di Bargi, hanno consegnato 2 premi di laurea ad altrettanti giovani ingegneri. Conoscenza e talento, le doti di Adriano Scandellari che lo hanno reso un ottimo professionista. La figura dell'ingegnere padovano, vittima della tragedia della centrale di Bargi avvenuta nell'aprile del 2024, è stata ricordata all'Università di Padova nell'Ateneo che lo ha visto studente brillante. Scandellari era dipendente Enel e così Enel Green Power Italia ha deciso, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria, di erogare 2 premi di laurea in memoria dell'ingegnere vittima del lavoro. Qui abbiamo voluto ricordare la sua memoria, soprattutto oltre alla persona, l'amico, il collega, una grande professionista che amava non solo approfondire, conoscere i dettagli, studiare con estrema attenzione tutte le problematiche del lavoro, ma anche condividere questo sapere con le generazioni più giovani. E quindi in omaggio al suo stile abbiamo voluto istituire questi 2 premi di laurea per dare questo messaggio ai giovani che si continueranno a formare in questa università. Ad essere premiati 2 laureandi scelti da una commissione che ha visionato 13 tesi che hanno partecipato e che hanno ricevuto il premio dalle figlie e dalla moglie di Adriano Scandellari, che hanno partecipato commosse alla consegna nell'archivio antico del Bo. L'ingegnere Scandellari sarà laureato a Padova nel 1991 in ingegneria elettronica, nello stesso periodo dell'attuale direttore di dipartimento Gaudenzio Meneghesso. Queste borse di studio che danno un segnale veramente forte, sia per ricordare Adriano, ma anche per ricordare la grande importanza di interazione che c'è tra l'Università di Padova ed Enel, che può essere rafforzata sicuramente. Ricordiamo che le tematiche di sviluppo industriale di Enel sono fortemente interlacciate con i dipartimenti di ingegneria dell'informazione, che è il mio dipartimento, ma anche il dipartimento gemello ingegneria industriale. Domenica 23 marzo, la giornata regionale dei Colli Veneti, tante le iniziative anche nel Bassanese. Un giorno alla scoperta delle colline e dei prodotti del territorio succederà il 23 marzo in occasione della giornata regionale dei Colli Veneti.
l'obiettivo è proprio quello di valorizzare, tutelare, ma far conoscere, e ai bassanesi in primis, tutto quello che è il nostro patrimonio collinare, paesaggistico e naturalistico. Ricco il programma di iniziative per una giornata tutta da vivere e gustare, a piedi oppure in bicicletta, con visite guidate e alla scoperta del meraviglioso mondo delle api. Tante le iniziative organizzate a Bassano del Grappa, ci sarà in mattinata una marcia podistica organizzata dai genitori della scuola media Vittorelli che avrà partenza dalle colline di San Michele, ci sarà poi sempre in mattinata una biciclettata che vedrà protagoniste le colline di Bassano per finire poi verso Marostica e Nove, ci saranno ben 5 appuntamenti didattici per bambini ma anche per i più grandi in cui un esperto di api cercherà di parlare e far capire l'importanza delle api, dell'impollinazione e del miele per l'ambiente, ed infine sarà aperta e visitabile al pubblico previa prenotazione la Villa Bianchi Michele di Sant'Eusebio. E con questo appuntamento per domenica da non perdere ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e arrivederci.